Da quasi un decennio a questa parte sono arrivati nella nostra isola i turisti provenienti dai paesi dell'est europeo, usciti da lunghi anni di difficoltà economiche dopo la caduta dei regimi comunisti e lo sblocco di quella possibilità di movimento una volta preclusa ai comuni cittadini dell'area sovietica. Oggi quei cittadini della Russia, della Cecoslovacchia, dell'Ucraina, ma anche delle rinascenti economie rumena e albanese, si sono risvegliati curiosi viaggiatori, desiderosi di trovare luoghi caldi, relax, cibo e servizi di qualità, magari vicino al mare. Molti di loro scelgono la più vicina Slovenia o la Grecia, altri Israele, altri ancora si sono avvicinati ad una meta poco più lontana come la Sardegna, che garantisce soprattutto ai più benestanti luoghi ameni e con servizi di alta qualità. Solitamente i turisti sovietici si rifugiano tra le ville e gli alberghi d'élite del nord Sardegna, già equipaggiati da tempo per rispondere alle esigenze di una clientela agiata ed esigente, ma anche il sud Sardegna vuole conquistare questa fetta di mercato e anche in tempi di pandemia ha lavorato per far conoscere le bellezze del Cagliaritano e dintorni ai turisti russi. Lo ha fatto anche di recente con un convegno che si è tenuto all'aeroporto di Elmas e che ha visto coinvolti gli imprenditori dell'ospitalità locali, con i tour operator di San Pietroburgo, Mosca e Kiev. Ad organizzare l'incontro, svoltosi in modalità mista, il Comune di Cagliari in collaborazione con l'associazione La Casa Rosa di Maristella Casula. Abbiamo avuto un forte supporto da parte dell'Enit Roma, l'Enit Mosca, un aiuto e una collaborazione molto incisiva da parte dell'assessorato al turismo, commercio e attività produttive e turismo del Comune di Cagliari e l'ufficio SUAP, e poi la presenza di operatori che hanno presentato le loro attività e non solo, ma hanno avuto l'opportunità di ascoltare anche i tour operator russi. Non dimentichiamo che in questa occasione erano più di 30 tour operator e c'era anche la partecipazione a questo importante evento di 5 testate giornalistiche di Mosca. Insieme alla collega De Rola abbiamo anche creato una destinazione per il wedding molto importante, di lusso, perché hanno chiesto gli ospiti presenti dalla Russia e dall'Ucraina, destinazione proprio del lusso. Palazzo d'Oglio è una di queste location, risponde perfettamente a questi crismi che fanno parte appunto di questo tipo di turismo che è appetibile anche non solo qua ma anche all'estero. Abbiamo una forte comunità proveniente dai paesi ex sovietici di migliaia e migliaia di persone, e in Sardegna questo si accompagna anche a un forte flusso turistico dalla Russia e tutti i paesi ex sovietici, purtroppo in questo momento un po' bloccato dalla pandemia, ma che per la Sardegna ha anche un forte valore anche economico. A questo io aggiungerei anche il fatto che la Sardegna, essendo forse l'ultima regione italiana che ha abbandonato l'ortodossia, ha molte anche tradizioni in comune, molte santi che sono venerati sia dai cattolici che dagli ortodossi, quindi da questo punto di vista la Sardegna ha anche un forte potenziale per il turismo religioso, per il pellegrinaggio. Un po' basti pensare che Bari, dove c'è San Nicola che è venerato dagli ortodossi, è una delle mete più importanti di pellegrinaggio da parte dei turisti russi, quindi è anche un'occasione per far conoscere la Sardegna.